Giuseppe Bentasti, con il numero 9 Ruggero Lopez, maglia numero 11 per Lorenzo Bueno, con il numero 12 Alessio Cattarelli, maglia numero 14 per Michelangelo. Amici del futsal, buonasera e benvenuti a Pomezia. C'è il fischio, Matteus la muove su Michelangelo, siamo partiti. Molitierno, proprio dal numero 14, Raubo lo fa passare, Cutrupi, Matteus si appoggia su Michelangelo, può sfidare Borruto, non guarda negli occhi, la sposta sul destro, calcia in porta, Matteus, Michelangelo verso il centro, rischia un po', Salas sulla palla a metà alti di Borruto, arriva, la sposta sul mancino, Borruto con la punta, ora sì col pallone, Cutrupi chiede aiuto a Dudu che litiga un po' col pallone, allora arriva Giapa Duarte, poi Borruto sulla seconda palla, prova ad andare fino in fondo, chiama la pressione invece mister Colini, Angelo palla alle spalle, De Luca brecca, possibile 4 contro 3, Borruto, Salas, secondo palo, Giapa Duarte, palla è lì, De Luca con la punta, stappa il match del Pala Lavinium, chiama la con la punta De Luca, Colini, Angelo palla alle spalle, porta avanti il Napoli, alla prima vera occasione 4 contro 3 gestito alla perfezione la banda rosso-blu. Michelangelo sfida Giapa in fascia, cambiolato su Dudu che sposta e calcia sulla traiettoria Raubo, il guizzo del numero 18 ha pareggiato immediatamente la Fortitudo. Il gol è del numero 18, il pistolero. 3 contro 2, Salas, Perugino, trova Molitierno e poi la deviazione di Cutrupi che si fa gol da solo, torna di nuovo avanti la squadra di Colini, carambola sfortunata, impreciso verso De Luca, allora Dudu può mettere ordine, la vuole Ruggero che controlla, prova anche a calciare, spinge la transizione, Ruggero fino in fondo, Salas provvidenziale, ora Ruggero, cambio lato, Michelangelo, destro, Pelesigno riesce a controllare, arriva Matteus che la porta via, 3 contro 2 di là, Matteus in porta. Cutrignelli, palla sopra verso Cutrupi al volo, bello buono la tiene. E allora rimessa per la Fortitudo con Molitierno che va subito da Ruggero Lopez. Borruto forte. Cutrupi. Matteus da Ruggero Lopez, palla scodellata, si gira il 9, va in porta! Arriva Matteus ma colpisce il palo. Sta arrivando l'aiuto di Cutrupi. Cambiolato su Ruggero che si appoggia dal 14 che sfida Borruto, palla c'è, palla non c'è, sul sinistro Michelangelo. Matteus da Michelangelo, palo e gol, ha pareggiato la Fortitudo. Contromovimento di Michelangelo, Borruto, pallone a metà che torna però al 9, slalom su Michelangelo, Borruto, palla larga ma Cutrignelli da Ruggero Lopez, suolato e destro, ha messo la testa avanti la Fortitudo con un altro sigillo del numero 9, terzo gol in casa per Ruggero Lopez, abbraccio virtuale ai tifosi. Di prima da Borruto che lotta con Cutrignelli, il fallo è del 9, Cutrignelli l'ha già giocata verso Bueno, Cutrupi ancora, Bueno col destro in porta, verso Bueno, Cutrupi ancora, Bueno col destro in porta, toglie le ragna verso Bueno che corre anche De Luca che arriva prima, allora bello buono, palla verso Giapa Duarte, arriva Molitierno,
non tanto legale. Cutrupi, chiedono due, Raubo la contenta, Cutrupi contro Bello Buono che gli dice no. Allora Gattarelli da Raubo, fitta di andare, cambia lato, Michelangelo, terzo uomo e Gattarelli che sfila alle spalle della difesa, al volo col destro. Borruto da Caruso, la tiene, palla arriva in qualche modo a Pelesigno, lanciato verso Molitierno, col destro Pelesigno, accorcia le distanze, il Napoli non esulta e poi sì, il gol dell'ex di Pelesigno che rimette a contatto il Napoli. Cutrignelli, Matteus va via sulla banda, Matteus calcia in porta, colpito Pelesigno. Matteus, solita suolata, Michelangelo verso Matteus. Michelangelo, Cutrignelli ancora dal 14, step in mezzo contro Pelesigno, contro movimento a deludere il ritorno del 2, poi va in porta. Con le mani dal fondo, Bello Buono verso Giapa che controlla sul buco di Matteus, inversione di rimessa, ha ottenuto ciò che voleva il Napoli, rimessa in zona offensiva, De Luca in porta con la veloce. Cutrignelli, palla alta, Michelangelo, stop, controllo e mancino. Cutrignelli col destro verso la porta, murato da Borruto, ancora Fortitudo, Michelangelo, Lugero prova il volo, poi Cutrignelli colpisce in pieno il 9, facciale con la mimica facciale alla panchina contro il movimento di Lugero, visto e servito ora. La tiene Lugero, palla per Bueno, per De Luca, poi Borruto, Perugino, prova a sfuggire a Lugero in banda, Perugino riesce a passare, si appoggia a De Luca con la punta, murato da... De Luca da Borruto che colpisce Perugino, allora Bueno. De Luca da Borruto che colpisce Perugino, allora Bueno può sgasare, di là sta arrivando Cutrupi, servito Cutrupi, Bello Buono compie un miracolo, carica e va, trattenuto, non c'è nulla secondo i direttori di gara. Borruto non la pensa così, Cutrupi di là col mancino, Bello Buono in due tempi, da una grossa mano a Matteus. Molitierno lungo verso Cutrignelli al volo, Cutrupi riesce a passare, Matteus 3 contro 2, Cutrupi fino in fondo, ancora Bello Buono in figura stavolta. Raubo, la tiene Raubo, riesce a giocarla su Michelangelo, in qualche modo la palla passa a Raubo, doppia suolata, la palla di là per Cutrupi, all'incrocio Cutrupi, 5-3 per la Fortitudo. Dopo il maxi lavoro di Raubo, palla c'è, palla non c'è, scarico su Cutrupi, mancino violento sotto la traversa. Raubo sempre a lavorarla con la suola, poi Cutrupi, sterza su Salas, Matteus, Caruso, palla a metà, Salas in area, controlla ma non riesce a calciare, salire anche Salas, contro movimento del 18, Salas prova ad andare da solo, passa in mezzo a 3, Salas, Giapa, Duarte in area, palo, palla lì, Caruso la mette in porta, il Napoli ogni volta che si affaccia riesce a fare gol, Umberto Caruso, e Napoli di nuovo a -1. Salas, se abbiamo capito bene, al labiale non era proprio felice. Ecco il fischio, Salas forte, Duarte, c'è il taglio di De Luca, Dudu in figura, Borruto, De Luca ancora, Borruto col piazzato, colpito Matteus, Borruto la muove su Salas, arriva De Luca che poi va via, la palla lasciata a Borruto che riesce a passare e con la punta va in porta. Salas prova ad andare, palla a metà, Bueno allora prova a cambiare rotta, Dudu in porta. Con la testa Cutrignelli, servito Cutrignelli che si appoggia da Bueno, cambio lato su Cutrupi che sfida Salas, rientra sul mancino, Cutrupi fino in fondo con deviazione, Dudu
ancora niente fallo. Allora Dudu, cambio lato, Cutrignelli, sterza, Cutrignelli in porta. Ancora un time out per parte nella ripresa. Ruggero Lopez, prima di Perugino, la palla si impenna, arriva Cutrupi, controllo delizioso, poi scavetto. Bene. Che comunque molto spesso le due cose coincidono. Ora Ruggero prova a calciare. Cutrignelli, palla fuori, Bueno col destro in porta. Caruso con la maglia di Bello Buono, fischi del Palavinium ad accompagnare il quinto di movimento del Napoli. Giapa troppo alto, Molitierno verso Cutrupi che la riesce a tenere, palla per Cutrignelli contro Bello Buono, poi Giapa in mezzo a due, prova ad andare via Cutrignelli, uso a metà, con calma da Salas, esce Borruto, si abbassa Giapa, forte verso il secondo palo dove non c'è Mateus, Cutrignelli, palla lunga, Borruto, controlla e calcia, Giapa che la protegge e poi va da Salas, cambio lato, De Luca, un po' in ritardo la Fortitudo, Caruso protegge, riesce a passare su Mateus, ad uscire Borruto, De Luca rimane in mezzo, crea lo spazio a Salas che va in porta, Salas col mancino, la riagguanta il Napoli, ha pareggiato il Ciolo Salas, 5-5. Dudu, palla verso Rabbo, la tiene sotto la suola, palla per Bueno, palo che tiene fermo il pallone, lo muove ora De Luca, 1:20, controllo e scarico, Giapa forte verso il secondo palo,